sicuramente alla sanità del territorio, che è un punto cruciale, può essere uno snodo cruciale, ma del resto da anni si è partito con questa idea che l'ospedalizzazione non può più essere la risposta unica che diamo. Però Bottacin, la risposta quando si dice mancano infermieri, mancano operatori è cioè non c'è una lira, noi dobbiamo tenere in equilibrio i conti, che è cosa non difficile. Ora il governo taglia, come sta la sanità veneta? Abbiamo detto tante volte che le sanità del resto d'Italia fanno buchi clamorosi che poi tutti ripianano, e qui? La signora ha ragione, se la sanità regge nonostante l'assenza di programmazione, ricordo che sono più di 10 anni che noi abbiamo approvato l'ultimo piano, 12 anni che abbiamo approvato l'ultimo piano, diciamo è entrato a regime più di 10 anni fa, quasi 11 anni fa. E se regge, molto si deve alla qualità degli operatori sanitari, in modo particolare infermieri, che è un lavoro duro, difficile, che sempre più difficilmente la gente fa, è sempre più difficile reperirlo, gli operatori sociosanitari, la qualità della classe medica, che è una qualità mediamente elevata. Noi però, per fare alcune proposte, viviamo nel Veneto in piccolo, in scala più piccola, la stessa assurdità nella ripartizione delle risorse, per stare alla domanda, che viviamo in Italia nel sistema sanitario. Piovono. Cioè il meccanismo con cui le risorse vengono distribuite tra USL e USL è quello della spesa storica, cioè chi l'anno prima ha speso di più, quest'anno avrà di più. Sia che abbia speso bene, sia che abbia speso male. Esatto. Ed è un meccanismo perverso perché premia le inefficienze, non spinge nessuno a migliorare i conti economici, che sono una cosa importante perché sempre di più noi sappiamo, già oggi il 25% della spesa sanitaria è di fatto a carico delle famiglie, cioè ogni 100 euro che in media in Italia si spende per sanità, 25 lo tira fuori di tasca propria l'utente, o per il ticket o perché la lista d'attesa è troppo lunga e allora va a farlo privatamente, e questa cosa purtroppo tenderà ad aumentare con gli anni perché aumentano i bisogni sanitari. Allora è indispensabile che le risorse vengano utilizzate al meglio, ma io non posso farlo se continuo a premiare le USL che non hanno chiuso gli ospedali obsoleti, che non hanno fatto la sanità territoriale, da tempo e tanto, che non hanno fatto le scelte di riorganizzazione, con il paradosso anche nel Veneto, che è lo stesso che abbiamo in Italia, che dove più si spende c'è la peggiore sanità. Questa è la pazzia, cioè in Italia noi abbiamo la sanità, cioè noi abbiamo la fuga, che è l'indicatore forse principale di mala sanità, la fuga dalle regioni, la fuga sanitaria, cioè vengono qui nel Veneto, vengono in Lombardia, vanno in Toscana, di più, da dove? Dal Lazio, dalla Campania, dalle regioni dove si spende di più. In piccolo noi abbiamo la stessa cosa, esattamente la stessa cosa, perché tra un'USL e l'altra c'è una differenza pro capite che arriva a volte a 800-900 euro pro capite all'anno, che è una cosa immensa. Cioè andiamo da 1.400-1.450 euro pro capite di alcune USL, Vicenza, Treviso, eccetera, a 2.300, 2.400, 2.430 di altre USL. Per carità, è chiaro che non posso dare a tutti uguale, perché portare la sanità in laguna o in montagna non è la stessa, ma abbiamo differenze di questo tipo anche tra realtà geografiche assolutamente omogenee, uguali. E confrontabili. Questa è una delle cose che va fatta urgentemente se vogliamo risparmiare e pertanto far sviluppare i servizi. Chiederei al dottor Genisi quanto importante può diventare, anche se lui lavora da primario in una struttura ospedaliera, per far fronte ai bisogni dei cittadini. Ma noi la medicina di base o la specialistica di base, chiamiamola pure così sul territorio, la viviamo comunque in ospedale. L'abbiamo vissuta in passato, continuiamo a viverla oggi, e ritorno al discorso di prima. Io non ho visto miglioramenti, ma ho visto peggioramenti. Per fare un esempio capibile a tutti, oggi è un assurdo che in un ospedale pervenga per una terapia una congiuntivite, se questa è una congiuntivite banale. Una congiuntivite va curata sul territorio, non va curata in un ospedale. La conseguenza di una risposta insufficiente, si potrà discutere a lungo quali sono le cause e quali sono i rimedi, di una risposta insufficiente del territorio alle esigenze, tra virgolette, del malato,
è cosa che il malato si rivolge all'ospedale, intasa i pronti soccorso, il pronto soccorso chiama l'oculista ospedaliero per un tipo di prestazione e un tipo di terapia che potrebbe essere benissimo e in maniera efficace svolta sul territorio con costi molto e con costi sicuramente molto minori. Ecco, diciamo che per conto mio, se dovessi fare un paragone, l'imbuto è stato ultimamente quello che dal territorio c'è questo imbuto terribile che convoglia tutto nei pronti soccorsi dell'ospedale. Per me va girato questo imbuto, se devo fare un esempio simile, cioè che adesso il territorio venga dotato, perché non voglio colpevolizzare, siano chiari i medici di base, ma che vengano dotati, e il territorio in generale, medici, strutture, consorzi tra medici, vengano dotati dei mezzi per far fronte a cose che potrebbero essere benissimo in maniera efficace svolte sul territorio, che invece oggi vengono convogliate sugli ospedali. Chiarissimo. Prima di tornare alla parte politica, al Consiglio, che ricordo straordinario, ci sarà lunedì, con Ivana Fogo della CGIL lei ha sollevato il problema, vedevo che annuiva quando parlava il dottor Genisi, è lì che si può andare ad agire a quel punto? Indubbiamente, insomma, perché qui è una questione anche di efficienza e di efficacia, sono questi termini due parole che usiamo da anni. Sono un po' come il Sacro Graal, stiamo cercando da un decennio, quello da un po' più di tempo, ma anche l'efficienza e l'efficacia è una cosa a cui diamo sono la questi caccia. Due termini che devono un po' farci da guida, no? E cioè noi insomma, pensiamo questo anche nelle politiche delle risorse umane, come le chiamiamo, che poi insisto sono i nostri operatori. Noi pensiamo, insomma, è corretto questo, le risposte ai bisogni di salute dei cittadini possono essere date in tanti modi. L'acuzia è dentro negli ospedali, come dicevamo, ma anche tutta una serie di assistenza territoriale che include anche l'assistenza domiciliare, per esempio, altra grande scommessa, perché dicevamo la popolazione per fortuna invecchia, ma l'età media è aumentata, però appresso a questo ci vanno anche tutta una serie di bisogni e di necessità che non sono, magari sono bisogni non solo di natura sanitaria, ma sanitaria e sociale, in una mescolanza, in una integrazione, in un rapporto che varia a volte nel tempo per la stessa persona. Allora noi è corretto dare le risposte giuste ai bisogni giusti, perché altrimenti facciamo l'altro errore, che è quello addirittura di indurre dei bisogni e quindi addirittura di arrivare al consumismo anche in questo campo. È vero, assolutamente. Stante così le cose, è evidente che nel territorio, nei distretti, in tutte insomma queste strutture, ma anche nel domicilio, ma anche a domicilio, vanno portate lì delle risposte ai bisogni, e dunque significa specializzare i nostri operatori, chiunque essi siano, dal medico di base, che qui assume un ruolo fondamentale, ma anche gli infermieri, gli OS, e non solo, perché in questo caso entrano in campo anche tutte le altre professioni sanitarie. Scusa, anche una questione informativa.